In 3 minuti, la nazione siciliana, notiziario dell'11 ottobre 2024. Oggi vertice del centrodestra su province, rinvieranno? Per oggi era previsto il vertice del centrodestra per concordare nomi e strategie per le elezioni provinciali di secondo grado che si terranno il 15 dicembre. Dopo le vicende palermitane appare probabile un rinvio che non è ancora però stato comunicato. I tempi non sono lunghissimi e il centrodestra nelle 6 province non aree metropolitane rischia seriamente che accordi trasversali e inciuci determinino spaccature difficilmente sanabili. Consiglio dei Ministri, ok alla manovra d'agosto della Regione. Il Consiglio dei Ministri nella seduta di ieri ha dato il via libera alla manovra finanziaria varata dall'ARS lo scorso mese di agosto senza impugnare alcuna norma, fatto non frequente nella storia dell'ARS. La decisione di Palazzo Chigi, ha detto il presidente Schifani, è la conferma che governo e Parlamento siciliani hanno lavorato correttamente, senza derogare alle proprie competenze legislative e rispettando i vincoli della finanza pubblica. Wine Sicily, 3 giorni dedicati al vino siciliano. È arrivata la 6ª edizione Wine Sicily, 3 giorni dedicati ai vini d'eccellenza siciliani che coinvolge 50 cantine e più di 400 referenze. Quest'anno all'Orto Botanico di Palermo dal 12 al 14 ottobre. La manifestazione ha avuto il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Le prime 2 giornate saranno aperte al pubblico degli appassionati. La terza giornata sarà invece riservata agli operatori. Vaccino per virus sinciziale, Schifani scrive al Ministro. Il presidente Schifani ha scritto al Ministro della Salute Schillaci avvertendolo che la regione siciliana intende procedere con la vaccinazione gratuita di neonati e anziani contro le malattie respiratorie gravi causate dal virus sinciziale alle stesse condizioni delle regioni italiane non soggette al piano di rientro del deficit sanitario. La Regione procederà con le vaccinazioni secondo le modalità e il programma già previsti. Pubblicato oggi il bando contro il caro mutui. Da oggi sul sito web di IRFIS Finsicilia sarà pubblicato l'avviso per le richieste di agevolazioni contro il caro mutui per le imprese. L'avviso, a firma dell'assessore regionale all'economia Alessandro Dagnino, stanzia fondi per 45 milioni di euro. Le aziende potranno presentare le domande a partire dal 12 novembre fino al 12 dicembre, poi le stanze saranno valutate. L'erogazione è prevista entro il primo trimestre del 2025. Nuova rotta Palermo-New York da maggio con United. La compagnia aerea americana United ha ufficializzato l'apertura della nuova rotta Palermo-New York da maggio a settembre 2025 con frequenza lunedì, mercoledì e venerdì. Il volo sarà operato da un B767-400. Già nel 2020, prima della pandemia, United aveva programmato il volo. Il Covid però impedì l'avvio del progetto. Adesso United mantiene l'impegno di volare da e per il capoluogo siciliano. Oggi è tutto per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana. Il nostro sito è www.lanazionesiciliana.eu.